I biscotti della mia infanzia, che preparava sempre mamma e prima di lei anche nonna. Con questi biscotti ci sono praticamente cresciuta e la ricetta che vi farò vedere è quella che faceva mia mamma, che voi conoscete come nonna Carmela, e prima ancora di lei mia nonna. Una ricetta davvero antica che un tempo in paese facevano tutti, anche perché i biscotti si facevano solo in casa, non si andavano ad acquistare. Allora vediamo subito gli ingredienti. Della farina 00, 4 tuorli, non buttate gli albumi perché ci serviranno dopo, zucchero, latte, d'altronde sono proprio i biscotti al latte tradizionali, un pochino di sale, della vanillina, è quello che usava mia mamma. Se non volete utilizzarla va bene anche solo la scorza grattugiata di un limone biologico. Lo strutto, mi raccomando, so che mi chiederete, posso sostituirlo con il burro, con la margarina? Ma vi garantisco che lo strutto è proprio l'ingrediente principale, quello che ci regala biscotti perfetti. E stesso discorso vale per questa, che è ammoniaca per dolci. Anche questa rende i biscotti molto friabili, niente a che vedere con il solito lievito che usiamo per i dolci, quindi mi raccomando, cercate di non sostituirla. Direi che c'è tutto e allora iniziamo ad impastare. Lavorerò direttamente sulla spianatoia e la prima cosa che faccio è setacciare la farina. Facciamo la fontana. E adesso al centro man mano mettiamo tutti gli ingredienti, tranne lo strutto che useremo per ultimo. Aggiungo i tuorli. Li lavoro un po' con la forchetta e aggiungo il latte. Inizio a sciogliere lo zucchero. Aggiungo un pizzico di sale, la vanillina, la scorza grattugiata del limone e adesso l'ammoniaca per dolci. Adesso inizio ad incorporare la farina. In questa fase è normale sentire l'odore dell'ammoniaca, so che a molti dà un po' di fastidio, ma vi garantisco che dopo la cottura, una volta che i biscotti sono freddi, non si sentirà più. Abbiamo ottenuto un composto sabbioso che riusciremo ad amalgamare aggiungendo a poco lo strutto che è a temperatura ambiente. Lo andiamo proprio a spalmare sopra e piano piano, impastando anche con i pugni, proprio come faceva mia madre, riusciremo ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Aggiungiamo lo strutto poco per volta, anche se sembra difficile impastare, piano piano riusciamo ad ottenere la consistenza desiderata. Ricordo che mamma compiva dei gesti ben precisi, quindi strappava per così dire il composto, lo strappava, lo ricomponeva, poi lo impastava con i pugni, tra poco lo farò anch'io. Con un pochino di pazienza vedrete il risultato. Quando ero piccola mamma non comprava lo strutto, faceva la sugna in casa e mi ricordo perfettamente di quei momenti. Accadeva sempre in inverno, ovviamente, si faceva dare in macelleria grasso di maiale e poi con una pazienza infinita sulla stufa economica, quella a legna, metteva un pentolino o anche una padella e piano piano scioglieva molto lentamente questo grasso che diventava quindi liquido, chiaro, poi lo versava dentro dei vasetti di vetro e piano piano riacquistava consistenza diventando sodo e bianchissimo, ma anche molto profumato e si conservava per mesi. Veniva ovviamente usato per fare i dolci in casa, ma i miei nonni lo usavano anche in sostituzione dell'olio quando volevano fare ad esempio delle frittate di patate. A seconda della grandezza delle uova utilizzate o anche della farina
che assorbe più o meno magari di un altro tipo, potreste aver bisogno di aggiungere un pochino di strutto in più, ma fatelo a poco. Impasto pronto, vediamo la consistenza. Morbido ma non appiccicoso. Adesso dobbiamo cercare di essere un po' veloci per evitare che l'impasto si asciughi troppo, diventando difficile da gestire. Quello che non serve per il momento lo copriamo. Con ogni porzione di impasto, che dovrà pesare circa 45 grammi, formiamo un filoncino. Deve essere lungo più o meno 30 cm. A questo punto lo pieghiamo a ferro di cavallo e andiamo semplicemente ad attorcigliare. Cerchiamo di farli tutti uguali, di modo che possano avere una cottura uniforme. Oltre a questa treccina molto semplice, i miei nonni usavano fare anche la forma a ciambellina. A mamma invece quella forma non piaceva perché poi prendevano un po' più spazio nelle teglie. Inizio a sistemare i primi biscotti all'interno della teglia foderata con carta forno, un po' distanti tra loro perché ovviamente in forno gonfieranno. Avevamo tenuto da parte gli albumi d'uovo, adesso li sbatto con una forchetta e li utilizzo per spennellare i biscotti. L'albume ci aiuta non solo a dargli un bel colore in cottura e quindi a renderli più dorati, ma anche a far aderire ciò che vogliamo aggiungere in superficie, a scelta tra zucchero semolato oppure codette colorate, come si faceva una volta. Sono pronti per andare in forno. Spennello anche la seconda teglia di biscotti, ma questa volta voglio cospargerli di zuccherini colorati. Di quanti anni vi fanno tornare indietro questi? Questa era la mansione affidata ai più piccoli. Una volta bastava così poco per essere felici, contenti. Quando vedevo questi zuccherini colorati per me era già magia. Appena 20 minuti di cottura. Naturalmente la cottura nel forno a legna è quella più indicata, ci regala un profumo, un sapore, ma anche un aspetto estetico diverso, nettamente migliore. Ma ci accontentiamo del forno casalingo, abbiamo comunque ottenuto una buona doratura, guardate, sono ben cotti anche sotto, non solo sopra, gonfi, mangiati caldi risultano molto morbidi ed è proprio così che mi piace gustarli. Ma se proprio dobbiamo invece conservarli per diversi giorni e soprattutto se ci piace inzupparli ad esempio nel latte o in una granita in estate, il consiglio è di farli indurire. Come? Per il momento li teniamo tutti da parte. Una volta che tutti saranno cotti, li rimettiamo in teglia tutti insieme e andranno nuovamente in forno ad una temperatura bassa, che non deve cuocerli ma farli stringere, quindi farli indurire e diventare croccanti al punto giusto. Nel periodo di Pasqua mamma approfittava per fare anche la classica cottura con l'ova. Prendiamo il doppio dell'impasto o anche di più per fare una treccia più grande, realizziamo quindi un cordone più spesso e più lungo. Al centro mettiamo un uovo sodo. È pronta anche la seconda teglia, questa molto più colorata e vivace. Ed ecco un bel vassoio di biscotti al latte siciliani, che possiamo gustare in semplicità oppure inzuppandoli in latte, bevande calde o perché no liquori. Si conservano davvero per tanti giorni, anche per diverse settimane. L'importante è che li riponiamo in una scatola di latta ben chiusi ermeticamente oppure in un sacchetto per alimenti. Quando sono caldi sono ancora molto morbidi, guardate. A me piacciono proprio così. Non riesco mai ad aspettare.
Provateli anche voi, mi raccomando. Vi ricordo che se volete più dettagli potete benissimo scrivere nei commenti, sarò felice di rispondere. Trovate in descrizione non solo le dosi esatte degli ingredienti, ma anche il link che vi porta al blog dove potrete leggere tutti i dettagli della ricetta. A presto con un nuovo video, ciao a tutti!